Per i viaggiatori, soprattutto per chi lo fa abitualmente per lavoro, i disagi già ci sono e si sentono. I nuovi cantieri previsti in primavera ed estate potrebbero portarne di diversi, ma la situazione attuale non è migliore. Nell'ottica di limitarli o comunque di comunicarli, Rete Ferroviaria Italiana li ha presentati alle associazioni dei consumatori e dei pendolari in un incontro organizzato dalla Regione Liguria. Si tratta dei lavori per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico Nodo di Genova-Campasso. Tra i principali ci sono quelli che riguardano la Milano-Genova. Nei prossimi mesi i lavori per la manutenzione straordinaria del Ponte Po porteranno alternanza di interruzioni dei binari pari e dispari tra il 3 giugno e il 30 settembre con modifiche alla circolazione. Dal 3 giugno al 19 luglio e dal 29 agosto al 30 settembre la circolazione tra Pavia e Voghera avverrà su un solo binario. Dal 20 luglio al 28 agosto la circolazione sarà sospesa. I comitati pendolari avrebbero voluto però un potenziamento più esteso della linea al termine di questi interventi. La Genova-Milano è una linea in fase di quadruplicamento a fasi, ok? E il tratto tra Voghera e Pavia al momento è, diciamo, non è previsto nulla. Ok, non c'è un, no, se il famoso terzo valico ci copre da Genova a Tortona, poi è previsto comunque un quadruplicamento da Tortona a Voghera, è previsto un quadruplicamento da Milano a Rogoredo a Pavia, tra Pavia e Voghera, che comprende l'attraversamento sul Po, non è previsto nessun quadruplicamento, niente. Gli altri interventi riguardano soprattutto il tratto tra Genova Brignole e Principe, la Spezia Centrale tra il 14 aprile al 28 maggio, la Genova a cui termine dal 17 agosto al 13 settembre. Regione Liguria ha confermato alcuni provvedimenti già presi nel 2025, un incremento del 30% dei posti a tariffa economy e super economy sui treni intercity, che passano quindi a 100.000, un indennizzo del 25% dell'abbonamento e un mese gratuito della carta tutto treno per i viaggiatori sulla tratta Genova-Milano durante i lavori. Il comitato pendolari è in attesa di risposte però su altri punti. Questo, diciamo, specifico tavolo di martedì abbiamo richiesto lumi riguardo il discorso i cambi di colore dei treni Freccia e c'è stato, diciamo, confermato che fino al cambio di orario di giugno l'attuale offerta ferroviaria è confermata. Probabilmente a fine mese così, delle notizie che circolano sulla rete, non ferroviaria, ma sulla rete internet, dicono che gli ultimi materiali con livrea Freccia Bianca verranno ritirati, però ci hanno confermato che per il momento verranno magari svolti da altri materiali rotabili. Per il momento non c'è un cambio dell'offerta commerciale.